Rieccoci, allora ovviamente ci siamo riposati Barisone dopo questo ragionamento, però io ritornerei sempre, perché poi cambieremo argomento, perché qui dovremo davvero rimanere molto tempo nel tema del lavoro, perché davvero è la cosa più importante, lo dice la Costituzione, lo dicono tutti, insomma, che bisogna trovare questo benedetto lavoro. Posso? Barisone, ah sì, cosa deve dire? Dove intervenire? Ha ragione. No, volevo, scusate, volevo dire una cosa da non candidato a con nessuna lista. Candidato alla CGIL. Io sono qui per parlare di lavoro, era il tema della serata, e io ho sentito dei progetti bellissimi da tutti quanti i candidati. Il problema è che dopo la poesia bisogna tradurla in prosa. Io vorrei capire poi dopo tutti questi progetti qua, con le norme, con le leggi che ci sono oggi in Italia, come si traducono in posti di lavoro, perché il problema in Italia sta esattamente qua. Oggi non si riesce a creare un posto di lavoro, Padova compresa. L'83% dei lavori degli ultimi anni sono lavori precari, per cui una delle cose che la politica doveva fare era rendere meno precari le tipologie di lavoro, va bene? Invece abbiamo ancora un aumento della precarizzazione. Si parla adesso in questo momento qua di nuovo decreto Job Act, nuova mission, innovazione, tutte parole bellissime. Il problema qual è? Che poi dopo, a parte svariati rinnovi in 36 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, e quindi voglio vedere un giovane come fa a pensare a crearsi un futuro con 3 anni che dopo non si sa poi che fine faranno. Ma le aziende che prima avevano l'obbligo di stabilizzare il 20% a tempo indeterminato adesso saranno, tra virgolette, sanzionate. Sarò sintetico, però scusate, ma devo prendermi anch'io i miei spazi. Oggi saranno solo sanzionati. La sanzione, voglio dire, a parte che non sono d'accordo su tutto quanto il decreto, parlo come organizzazione sindacale, però voglio dire, ma la sanzione è una cosa che non va bene, perché tu azienda sei obbligata a rendere una percentuale, il 20%, il 50% di quei lavori a tempo determinato, di renderli a tempo indeterminato. Se tu non lo fai, io ti sanziono. Invece la cosa va fatta esattamente al contrario, io ti devo obbligare a renderli a tempo indeterminato, perché la sanzione l'abbiamo vista anche con l'articolo 18, non gliene frega niente. Parlo di agricoltura, voglio dire, in provincia di Padova, in bassa padovana, l'agricoltura è molto presente. Il problema qual è? Che noi abbiamo fatto una campagna sul caporalato. Si pensa che ci sia solo a Reggio Calabria il fenomeno del caporalato. Lo ha fatto la CGIL. Ci sono lavoratori che non hanno alloggi, che dormono sotto gli alberi, va bene? Perché il datore di lavoro, tra virgolette datore di lavoro, perché comunque sono lavoratori in nero, deve risparmiare sul costo del lavoro. Allora, tutte le norme, il problema in Italia è che in Italia non c'è un controllo, perché le leggi ci sono, ma non si controlla se vengono applicate, va bene? Si vuole creare posti di lavoro, io lo dico in maniera molto banale e con 2 proposte molto ancora più banali. Non sto a riempirmi la bocca di grossi paroloni. Abbiamo ormai da anni, quando piove per una settimana, si allaga tutto quanto. Un giorno, perché pensiamo, no, ma vedi, piove da millenni, però negli ultimi anni sembra che sia, non so cosa sia successo. Allora i campi in bassa padovana adesso sono tutti quanti allagati. A me va benissimo l'agricoltura biologica senza OGM, tutto quanto va bene, però vogliamo fare una politica per rendere il territorio più sicuro? Certo. Ogni anno, e dopo non parlerò più fino alla quinta sessione, voglio dire, altra proposta, ogni anno ci dicono che in Italia il 70% delle scuole non sono a norma. L'assessore Barison, sindaco di Albignasero, ci ha detto prima che uno dei settori che
in provincia di Padova sta morendo l'edilizia, vogliamo investire sull'edilizia scolastica dove mandiamo i nostri figli? Perfetto, Per esempio? ha fatto le due proposte. No. Ci ricordo, io chiedo scusa, poi la Ruffini mi riprende e mi dice: no, io vi interrompo, perché poi c'è qualcuno, Ruffini, che si lamenta che tiene poco, cerco di dare equilibrio, se posso. Giusto. Magari sbaglio, mi perdonate. Lo faccia con tutti, perdonate, lo faccia con tutti, non si preoccupi che lo faccio con tutti. Proprio lei è proprio... Faccia Sentiamo con la tutti. telefonata, pronto? 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 Sì, Buonasera, con chi parliamo, da dove? Francesco da Cittadella. Prego Francesco. Volevo chiedere una spiegazione sul tema della moneta, della seconda moneta. Sì, che spiegazione vuole chiedere? Alla signorina che l'ha detto. La Claudia Case, credo sia il ragionamento che faceva dei debiti, dei crediti, di quella cosa lì, sì. La domanda, che spiegazione vuole sapere? Se un'azienda spende soldi per 20.000 euro di crediti Sì. e poi non riesce a vendere il suo prodotto, Cosa succede? cosa succede? Grazie alla telefonata, risposta rapida, Claudia. Guarda, sono felice della domanda, non succede niente, sta al circuito trovare chi compra il prodotto che quell'azienda ha messo a disposizione, che siano patate, che siano scarpe, fa siti web, quello che è. Il circuito deve trovare il cliente, e non solo, deve essere un cliente che piace a chi compra, a chi vende, cioè lei ha comprato per 20.000 euro, quindi le stanno cercando dei clienti che comprano per 20.000 euro, bene, trovano questi clienti, vi mettono in contatto, vi parlate, se vi piacete concludete l'affare, se no no. Niente. Telefonata, sentiamola, pronto? Buongiorno, buonasera, sono Nicola Copi Zagnin da Padova. Nicola, da dove? Padova, non ho capito. Nicola Copi Zagnin da Padova, Da Padova, ha buonasera. detto che il cognome. Prego Nicola. Allora, stavo guardando la vostra trasmissione e chiaramente il titolo è Lavoro un mito. E mi è venuta spontanea una riflessione che noi abbiamo due tipi di mondo di lavoro, abbiamo il settore pubblico e il settore privato. Oggi perché il lavoro in Italia non funziona? Secondo me il lavoro non funziona proprio perché le regole del mondo del lavoro del settore pubblico non sono le stesse per il settore del mondo del lavoro privato. Le faccio molto velocemente e do due numeri. In Italia abbiamo 60 milioni di abitanti e spendiamo 821 miliardi di spesa pubblica ogni anno. In Germania sono 80 milioni e spendono poco più di 500 miliardi di spesa pubblica. È chiaro che se noi vogliamo ripartire e far ripartire il lavoro in Italia non possiamo fare nient'altro che tagliare la spesa pubblica, dare gli 80 euro in busta paga, se poi questi 80 euro stanno per pagare le tasse che vengono messe non serve a niente. Ecco perché io lancio una provocazione, poi vorrei sentire anche gli ospiti di studio cosa ne pensano. L'unica cosa da fare oggi è tagliare i dipendenti pubblici che abbiamo, che sono... Perfetto, questa è la proposta che fa il nostro telespettatore, e chiedo alla regia se mi dà un monitor perché abbiamo dei problemi con i monitor centrali. Allora sentiamo l'ultima telefonata, poi rientriamo in studio. Sentiamola. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Michela e chiamo dalla provincia di Venezia. Prego signora Michela. Intanto volevo chiedere cosa si intende per lavoro, perché è una barzelletta continuare a parlare di lavoro quando sappiamo che dove ci sono troppi giovani, troppa gente da mettere a lavorare, non ci sarà mai lavoro per tutti. Seconda domanda, quanti soldi di disperazione c'è nella bassa padovana in questi giorni che è allagata? Questi soldi non si potevano mettere in conto prima e fare, invece di catrame e cemento inutile in tutto il Veneto, organizzare un Veneto più decente e più decoroso, senza tutti questi capannoni, questi fossi interrati, eccetera. La terza domanda, mio figlio è appena rientrato dalla Grecia e ha detto: mamma, ti assicuro che in Grecia vivono meglio di noi, anche se sono più poveri, non hanno né inquinamento e né tante porcherie che abbiamo noi. Un'ultima cosa, questa sera sentivo che la pedemontana che devono fare dovrebbe tagliare una collinetta dove sono interrati tonnellate di rifiuti tossici.
Mi risponde qualcuno per cortesia? Le risponde, guardi, Barison subito a tutte le domande, anche a quella prima, dove il nostro telespettatore ha detto perché non tagliamo i dipendenti pubblici, punto domanda. Poi ricordo che Barison è candidato all'europeo, giusto? E voglio ricordare a tutti i nostri ospiti che abbiamo avuto nelle puntate precedenti proprio degli onorevoli europei, e ci dicevano che l'Italia è proprio per dimenticanza, per incapacità, per negligenza, chiamatela come volete, è l'unica che non riesce mai a presentare dei progetti importanti per ricevere soldi dall'Europa, proprio per un'incapacità politica. Prego Barison, mi auguro che lei riesca a portarli. Allora, a me fa piacere sentire queste proposte che sono state fatte, perché stimolano e aiutano sicuramente a mettere in moto un meccanismo diverso per muovere un po' l'economia e anche il lavoro. Però io, che sono dentro tutti i giorni a questi problemi, nel mio piccolo ho riattivato una cinquantina di aziende fallite, abbiamo istituito anche il microcredito che ha fatto partire altre 40 piccole imprese nel territorio della provincia di Padova, dove abbiamo istituito un fondo di garanzia che oggi dà la possibilità di avere fino a 6 milioni di euro di accesso al credito, mettendo 1 milione di euro del pubblico. Ne abbiamo creati 6 che costituiscono un fondo rotativo per chi vuole aprire un'attività. Però al di là di questo io conosco quella che è la realtà del nostro territorio. Oggi Padova soffre in modo particolare perché è formata da 100.000 partite IVA e la maggior parte sono piccole aziende, piccole realtà territoriali. Se noi andiamo a vedere quali sono i settori che sono in difficoltà, capiamo benissimo anche dove stanno i problemi e come intervenire. Abbiamo dei settori che sono legati al mercato interno e quindi non possono ripartire se le famiglie non hanno soldi da spendere. Se una famiglia ha a malapena i soldi per poter vivere, è evidente che non ha la possibilità di far muovere quello che è il mercato interno. Quali sono questi settori? Il commercio, la ristorazione, l'edilizia, il turismo interno, perché non c'è più il turismo interno. Questi settori non ripartono, non si muovono fin tanto che le famiglie non hanno una disponibilità economica. Guardiamo quali sono i settori che poi hanno creato la disoccupazione. Abbiamo il settore del fotovoltaico, che è stato distrutto da una politica industriale del paese che prima ha fatto fare gli investimenti e poi ha fatto chiudere le aziende. Noi a Padova abbiamo perso più di 10.000 posti di lavoro. Abbiamo il settore del legno e del mobilio della bassa padovana, dove se andate a vedere da Casale di Scodosia e tutti i comuni intorno ci sono i capannoni che sembrano dei luoghi fantasma, scheletri proprio abbandonati. Abbiamo allora settore del legno, settore del tessile, settore del fotovoltaico. Sono 3 settori che sono morti da una parte per politiche industriali del paese sballate che hanno fatto fallire gli imprenditori, e dall'altra perché non c'è stata nessuna tutela di questi produttori rispetto i produttori dei paesi tipo la Cina, che producevano a dei prezzi inferiori ed esportavano nel nostro paese a un prezzo che era impossibile da raggiungere con i costi che abbiamo in Italia, e quindi le nostre aziende hanno dovuto chiudere. Il tessile ha chiuso perché? Perché i prodotti vengono da tutte altre parti del mondo a un costo che non è possibile avere in Italia. Il mobilio e l'arredamento perché chiude? Perché non hanno la possibilità di produrre agli stessi prezzi degli altri. La stessa cosa per quanto riguarda il fotovoltaico. Le cellule cinesi venivano esportate in Italia a un prezzo 3 volte inferiore al nostro. Allora, il protezionismo non significa dire che noi vogliamo evitare che gli altri portino in Italia i loro prodotti, perché il protezionismo lo troviamo in tutti gli altri paesi, perché se tu vai in Cina, se tu vuoi portare i tuoi prodotti in Cina, devi costituire una società con un cinese e devi avere una quota di produzione in quel paese. La stessa cosa la fanno in Brasile, la stessa cosa la fanno in tutti gli altri paesi che in questo momento stanno andando bene. Invece in Italia uno può venire a portare il suo prodotto a sottocosto facendo morire quello che è il nostro tessuto produttivo. Allora, se noi intervenissimo anche solo su questi 2 aspetti, uno, la possibilità di avere dei soldi in più in tasca alle famiglie attraverso una riduzione delle tasse e il cuneo fiscale sul lavoro, è la prima cosa. La seconda cosa è una forma di protezionismo analoga a quella che viene fatta nel resto del mondo, perché adesso nel fotovoltaico, per esempio, dopo che abbiamo chiuso tutte le fabbriche, adesso ci sono dei dazi per i prodotti fotovoltaici in entrata
dall'estero in Europa, ma abbiamo aspettato prima che morissero tutte le aziende. Le ha messi la Germania. E le ha messi la Germania, le ha sostenute, siccome la Germania in questo momento è quella che decide le sorti dell'Europa, ha deciso anche di applicare questa forma di protezione. Però queste sono delle regole che non cambierebbero, diciamo, cioè darebbero la possibilità di far ripartire il lavoro, ma che necessitano di una politica di scelte, di regole e di norme precise di questo paese che oggi purtroppo non esistono. Poi un'altra cosa, l'estero, l'esportazione, io vedo le aziende, oggi noi abbiamo tante aziende che si sono rivolte all'estero completamente da sole. È una cosa, piccole aziende che hanno dovuto ricercare il mercato dove ricollocarsi, hanno dovuto ricreare il reparto commerciale senza l'aiuto di nessuno. Anche qua le istituzioni secondo me sono fondamentali, perché gli stranieri valutano in modo rilevante quella che è l'affidabilità del soggetto nel momento in cui c'è l'istituzione presente. E quindi io credo che noi dobbiamo sostenere le esportazioni, che sono quelle che hanno salvato il nostro paese fino a questo momento, dobbiamo sostenerlo attraverso un progetto che integri l'istituzione, l'impresa all'istituto bancario, perché il credito è fondamentale. E in questo modo, dal mio punto di vista, noi potremmo esportare molto di più e importare ricchezza che in questo momento serve all'Italia per ridare soldi in tasca ai nostri cittadini da poterli rimettere in un mercato che oggi è in grossa difficoltà. E nei progetti che i politici riescono a farsi dare dall'Europa qualche soldino in più. Sì, allora i soldini che l'Europa destina purtroppo al lavoro sono infinitesimamente diciamo minori rispetto a quelli che ha dato le banche. 7 mila miliardi alle banche e 10 miliardi per il lavoro. Cioè, 270 cerchiamo 7 mila miliardi alle banche. 270 miliardi. 7 mila miliardi alle banche, 7 mila miliardi e mezzo gli hanno dato. Cioè è una cosa spaventosa rispetto, appunto, rispetto al lavoro. Ma dove dice in Europa, a tutta l'Europa? Certo, ma quel fondo europeo per il lavoro va diviso per tutti gli stati e poi va spalmato nel territorio di ogni paese. Alle banche è stato dato molto di più. Perché? Perché in Europa sono quelli che governano, sono le istituzioni non democratiche che determinano la politica europea. Comunque voglio tornare sul tema del lavoro. Allora, noi abbiamo una zona industriale a Padova, no? Giustamente l'assessore provinciale al lavoro ha fatto una panoramica sulla provincia, ma abbiamo i capannoni vuoti anche in città, abbiamo una zona industriale che rispetto a 5 anni fa ha visto veramente crescere i suoi scheletri, abbiamo interi capannoni vuoti. Allora il comune che cosa può fare? Anche lì, io penso che il comune, questo voglio dire, lo potete andare a vedere anche sul programma dell'Altra Padova, una città in comune, il comune dovrebbe agire la leva fiscale su questi capannoni industriali, dovrebbe agire uno strumento di programmazione che si chiama Consorzio Zona Industriale di Padova, che è uno strumento pubblico fatto insieme alla provincia e insieme alla Camera di Commercio, che può rimettere realmente in moto la nostra zona industriale con determinate garanzie e criteri, perché il comune può agire sicuramente la leva del credito, può agire sicuramente la leva fiscale, ma lo deve fare chiedendo anche giustamente delle garanzie a chi poi viene a investire, perché io sono totalmente d'accordo con il circuito dello scambio dei servizi piuttosto che dei prodotti, e sono cose che si fanno anche in altri luoghi. Il professor Casen ha citato la Svizzera, forse è un esempio che non dovremmo proprio fare, perché in Svizzera si fa anche altro, insomma, no? Ci si scambia non solo servizi e prodotti, ma ci si scambia soldi che arrivano dal lavoro nero, soldi che arrivano dal mercato nero, dalla mafia, dall''ndrangheta, dalla camorra, quindi starei attenta a fare certi esempi, ma in ogni caso io credo che in una città come Padova, dove abbiamo uno strumento che si chiama Consorzio Zona Industriale, un sindaco dovrebbe prendere
prendere questo strumento, mettere attorno a un tavolo Confindustria, i commercianti, gli artigiani e dire: noi abbiamo questo territorio, come lo facciamo rivivere e con quali garanzie? Come, Daniela Ruffini, come? Come agendo la leva fiscale, che è la cosa più importante oggi che un comune può avere, è l'unico strumento che ha, è l'unico, perché io dico, tu comune hai questo strumento che è la leva fiscale e devi rinunciare anche a un pezzo di entrate fiscali, perché il vantaggio che ne ricavi nella creazione di nuovi posti di lavoro è sicuramente maggiore rispetto al fatto che tu hai delle entrate fiscali sicure sulla rendita immobiliare che quelle aree ti producono, perché le famiglie che sono senza lavoro, che perdono la casa, che perdono lo stipendio, ti costano molto di più in termini sociali ed economici. Quindi questa è la prima cosa sulla nostra zona industriale per riportare lavoro in città. E abbiamo uno strumento fondamentale, abbiamo il consorzio ZIP e un percorso che si chiama, si chiama programmazione strategica, che viene fatta da molti consorzi di zone industriali nel nostro paese che stanno rilanciando questi luoghi, riportando lavoro. Un'altra cosa, io penso che in questa città si debbano rifare investimenti sulla cultura. Cioè, noi abbiamo dei luoghi a Padova che sono quasi sconosciuti e che qualcuno prima funzionava, poi è stato fatto chiudere, insomma ce ne abbiamo purtroppo di questi cattivi esempi in città, che potrebbero anche qui rimettere in moto un meccanismo di riqualificazione dei lavoratori piuttosto che di creazione di nuovi posti di lavoro. Ma come mai sono stati chiusi? Sono stati chiusi perché non si è compreso. Ma lei era lì, perché non si è mi scusi? Lei era lì, dico. Assolutamente, io non Nella precedente era assessore, era lì anche lei, insomma, Ma certo, io guardi, sono stata assessore 5 anni fa, parlo di cose che sono avvenute negli ultimi anni. Parlo della chiusura, ad esempio, di luoghi al pubblico in quartieri anche periferici della città che come dire, avevano creato quel turismo interno, per esempio anche della Padova e della provincia, che oggi si sono persi. Però ci dobbiamo intendere su una cosa: guardate che quando parliamo di lavoro dobbiamo anche parlare di lavoro buono, di lavoro con delle regole, non di lavoro precario, di lavoro sottopagato, perché siamo capaci tutti di creare posti di lavoro con i soldi pubblici e magari scusi? No, qui sì, con i soldi pubblici, ma senza regole. Su questo io non sono d'accordo. Cioè, se il comune investe deve avere la garanzia che ha un tornaconto positivo per i lavoratori che mette nel circuito e per le famiglie, perché altrimenti, voglio dire... Abate Anna. Sì, poi vorrei parlare anche di Berlusconi un attimino, che abbiamo preparato delle chicche per dire Berlusconi. Che sono candidata in consiglio comunale anch'io, non l'avevo di Padova ovviamente, non l'avevo detto, mi sembra corretto dirlo perché non magari è la prima volta che sono qui anche. E allora stavo annuendo perché sono perfettamente d'accordo, ci vogliono criteri per il lavoro, non è la produzione locale, la filiera corta, il chilometro zero vanno benissimo, ma ci vogliono criteri e regole e ci deve essere una conoscenza diretta, il più possibile. Io provengo dai mondi dei gruppi di acquisto solidale e quindi so bene di cosa sto parlando, di chi produce e di chi consuma. Ci deve essere il criterio della trasparenza, della conoscenza e anche possibilmente il consumatore deve poter scegliere in base a questi criteri. Questo è fondamentale per poter valorizzare chi produce. E questo dal mio punto di vista è indispensabile. Poi volevo dire solo un'altra piccolissima cosa che è importantissima, la rigenerazione. Io mi occupo di progettazione partecipata e quindi per spiegarlo bene ai nostri telespettatori?
laddove un'amministrazione comunale deve riqualificare una zona, costruire una piazza, fare qualsiasi tipo di intervento urbanistico, lo può fare o calato dall'alto, come spesso si fa, e mi piacerebbe non essere interrotta mentre parlo, e dopo lo può fare anche con i cittadini, quindi attivando un processo di ascolto della cittadinanza. Viene fatto nei paesi anglosassoni, viene fatto molto, si sta facendo anche in Italia, che non se ne parla, perché non interessa, vedo che no, è interessante. Ma no, non stia ragione, io cerco di fare, siccome certo, devo cambiare anche argomento, cerco di fare un raid di chiusura, altrimenti riprendiamo. Prego. No, però è stata chiara. Posso riprendere un attimo? Anche perché, no, devo chiedere agli altri, anche perché siete molto agguerrite voi donne questa sera, perché guai se vi do un attimo di torto, mi fate subito presente, mi richiamate all'ordine. Roberto però. Sì, dai, sto scherzando, cerco di scherzare anch'io, perché poi quando si parla di politica diventa tutto più pesante, allora cerco di scherzare un po' anch'io. Roberto, guardi, io brevemente voglio proprio essere così, le do la gioia di avere anche qua un 5 Stelle in questo senso, perché tutto quello che hanno detto mi sembra che siano già sui nostri programmi, sono anni che lo diciamo, sono programmi che abbiamo vinto. Un movimento di 3 anni, sono anni. Sono dal 2009. Diciamo che avete preso anche da altri, anche voi. Più di uno già. Comunque guardi, le leggo velocemente quello che avevamo pensato noi come cittadini di un piccolo paese di 9.000 anime, che sono il mercato contadino dove gli agricoltori locali portare la loro roba a vendere, un mercato di sabato o di domenica. Ma Roberto Graziani, io sono sicuro che è di un'importanza. Fare delle cose semplici, dirette, il mercato contadino non risolve i problemi di un'economia di una città, può aiutare, ma non li risolve. Mi scusi, ma se non si incomincia mai da nessuna parte finiamo di sentire tutte queste cose la zona industriale, e le sentiamo. Ho capito. Io nella zona industriale vorrò creare, se il mio cittadino, io non sono di Padova, sono di San Giorgio delle Pertiche, che è un paesino, ripeto, di 9.000 anime, bellissimo, dove in cui noi vogliamo costruire una nuova identità di questo paese, perché è bello, vogliamo farlo ancora più bello, e vogliamo che la gente venga anche a comprare la nostra verdura. E creeremo nel nostro campo, cioè signori, sono cose semplici, ma però la logica è anche che chi vorrà produrre granone o le granaglie abbia un posto dove andarle a mettere. Il consorzio e la filiera si deve spezzare, perché necessariamente siamo in mano a delle logiche di mercato che vanno al di là del piccolo contadino che ha 2 campi, che fa arare, poi il terzista lo porta, lo vende nel momento in cui tutti vendono. Spezziamo la filiera e creiamo valori aggiunti. E paghiamo le no, perché per riprendere un attimo. No, ti ho interrotto. No, volevo finire il concetto, ma ha segato così. No, pensavo avesse finito, prego. No, ma va bene, dai, dobbiamo essere veloci. Lasci terminare, Graziano, lasci terminare, prego. Pensavo avesse terminato spiegando appunto, completando, perché siccome mi sono incontrato una volta, ma abbiamo avuto un discreto dibattito con Barisola in provincia, io il centro per l'impiego attraverso il comune lo vorrei proprio abbattere, se possibile anche con una cannonata, perché fondamentalmente, levandoci la gente da dentro ovviamente, è un'istituzione assurda. Cioè avete creato un mostro. Perché le ultime leggi le hanno svuotate. Va bene, allora torniamo indietro. Va bene, tutte le agenzie interinali. Torniamo indietro subito. Mi faccia dire, poi voglio sentire la sua opinione, perché qua il sindacato deve essere realmente parte attiva. Non può restare fuori dalla porta. Allora io le dico il mio obiettivo come di euro in politiche attive, in Germania 8 miliardi e 700 miliardi. Benissimo, allora andiamo a prenderci i soldi in Europa, andiamo a prenderci i soldi in Europa, li diamo al comune, il comune li chiede in Europa per voi, così ci assumiamo le persone che rimangono eventualmente a spasso per costruire un centro dell'impiego, uno sportello sociale, un consulente che prende per mano queste persone che hanno degli shock anafilattici quando perdono il lavoro, rimangono smarriti per mesi. Ma voi l'avete mai visto uno che... Ma l'avete visto? Io l'ho visto perché ero io. Ok, quindi non sto parlando di aria fritta. Sì, appunto, portate pazienza. Nessuno parla di aria fritta. Io volevo cambiare il lavoro in questo paese e invece non l'ho potuto fare. Il mio amico è partito da questo paese, è andato in Germania a fare un'altra cosa e lo ha potuto fare, ma partito dall'Italia, addirittura dall'Italia.
è andato in Germania e ha preso un altro lavoro. Perché? Perché nella vita un cittadino può cambiare idea. Cioè non è che faccio tutta la vita al panettiere, no? Allora, se è imprenditore deve avere i suoi check, fondi del comune e si crea la sua impresa. Se non è imprenditore, io volevo fare il contadino, perché non me lo fanno fare? Brusò, poi, questo è il centro per l'impiego nuovo deve prevedere questa cosa. Scusi, velocissima. Allora, siccome prima Daniela Ruffini ha citato il consorzio industriale ZIP, il consorzio è un ente pubblico, e qua bisogna anche valorizzare queste cose qua, perché se spara sempre sul pubblico, che da quando è stato creato fino all'altro ieri ha creato 22.000 posti di lavoro, no 0 posti di lavoro, ha dato veramente una scossa, un impulso all'economia padovana. Allora, il problema in Italia, perché adesso riprendo un attimo a flash 2 o 3 cose, quando un lavoratore perde il posto di lavoro, prima faceva lavatrici, adesso si vendono frigoriferi, bisogna insegnargli a fare i frigoriferi. Lo dico in maniera molto banale, ma questo qua naturalmente, bisogna fare formazione. In Italia ci sono i soldi per fare la formazione, anche per chi sta in cassa integrazione. Il problema è che non vengono utilizzati, o vengono utilizzati male, e non c'è nessun tipo di controllo in Italia, per cui le regole ci sono in Italia, le norme ci sono in Italia. Adesso, notizia di oggi, e dopo mi chiudo, 83 milioni di garanzia giovani, va bene, che dovrebbe dare veramente l'opportunità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro senza far pagare alle imprese i soldi, i 2.500 euro di cui ci c'era prima il telespettatore, va bene, dello stipendio, per 6 mesi, rinnovabili per altri 6 mesi, se tu dai un posto, insegni a lavorare e gli dai un posto di lavoro a un giovane. Da chi vogliamo far gestire questi 83 milioni che verranno dati al Veneto? Alle agenzie interinali? Ci dovrà essere un controllo del servizio pubblico. Sono soldi pubblici? O no? Sono già fissati? No, sono soldi dei fondi europei, perché qua tutti quanti parlano di soldi europei. La garanzia giovani è tutta un argomento molto importante. Purtroppo negli ultimi anni che i fondi europei non vengono fatti neanche i progetti per utilizzarli. Ruffini devono parlare anche però un po' gli altri. Cirigot, volevo chiederle, questi 6 mesi più 6 mesi, no, che paghiamo con i soldi di tutti, questi imprenditori, perché ci vanno a finire basta che anche non al scappino, McDonald's, basta che non scappino. È che c'è molto da imparare a fare panini, ma dopo li vengono, li assumono o no? Perché stiamo buttando via soldi di tutti e qualcuno ci può fare, sono obbligati, se ne può approfittare, scusa Daniela, se ne può approfittare. Il problema in Italia sta esattamente qua, che noi le imprese, lo Stato, l'Europa le aiuta, l'Europa, lo Stato li aiuta, cioè ha fatto solo quello negli ultimi anni, ha aiutato gli imprenditori. Una volta dato l'aiuto agli imprenditori, hanno chiuso le aziende e sono andati via. C'è roba di 2 giorni fa a Mestrino, 125 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro da oggi a domani, perché hanno deciso di fare una nuova gara d'appalto, va bene, al massimo ribasso, senza passare sugli 82 milioni. Barisò, Ruffini, lei lo sa che ha parlato qui Daniela Ruffini. Lei ha parlato, non mi dà neanche retta, ha parlato più tutti, ha parlato più di tutti. No, stavo riflettendo su questa cosa che adesso mi fa paura. Andiamo a vedere chi può gestire questi 83 milioni, va bene? Allora, se la regia mette sulla musica, siamo andati a chiedere quando comincerà l'affidamento ai servizi sociali, un vostro caro amico. Se la regia mette la musica, andiamo a vedere anche l'intervista, perché sarà il prossimo titolo dell'argomento di questa sera. Eccola qui, andiamo a vedere poi l'intervista, cambiamo il titolo dell'argomento. Eccolo qui. Lei lo sa chi è questo qui, perché non mi ricordavo nemmeno io prima il titolo, mi ha detto il professor De Questa è la musica di Guerre Stellari? No. Odissea nello spazio.
Sali con esatto. Va bene, No. allora, Sì. Ma no, Sì. ma va. se mettiamo, guardi il titolo, vediamo se le viene qualcosa. Così parlò Zarathustra. Così guardi il titolo. Daniela Ruffini, guarda il titolo, lei capisce da questa musica. Va bene? Allora andiamo a sentire a spezzettoni in questa settimana Berlusconi che si propone da tutte le televisioni, che ritorna, Berlusconi non c'è più, Berlusconi ritorna, noi abbiamo preso dei passaggi e ovviamente la prima domanda che gli viene fatto a Berlusconi quando comincerà l'affidamento ai servizi sociali. Sentiamo cosa risponde e poi sentiremo una alla volta le risposte, il vostro pensiero anche su questo personaggio della politica italiana che negli ultimi anni ha direzionato proprio l'Italia. Andiamo ad ascoltarlo. È già cominciato come periodo. Sono in attesa di una telefonata dall'assistente sociale che fisserà un incontro con i responsabili della Sacra Famiglia per cominciare ad esaminare le cose che loro mi chiederanno di fare. Professor Manocasi, inizio da lei sul ragionamento di Berlusconi. No, non vuoi che inizio sul ragionamento di Berlusconi. Berlusconi che sembra sparito dalla politica, a un certo punto doveva andare in carcere, poi la domanda successiva sarà appunto perché non è andato in carcere quando ha detto che lui sarebbe andato in carcere. Invece ritorna, si ripropone in tutte le televisioni con delle interviste. Perché secondo lei questo Berlusconi... Perché è giusto che sia così. E se no saremmo in Cina, in Uganda, in Tanzania, da qualche altra parte, no? Si fanno le cose, poi si fa il contrario di quello che si è detto di fare e poi si fa ancora il contrario di quello che si dovrebbe fare. Ma non è colpa di Berlusconi, è colpa di un sistema, questo è l'esempio di un sistema che non funziona. Si fa meno di condannare, così si evita anche la sfacciataggine di fronte ai cittadini, perché a questo punto, scusate, perché tutti gli altri che sono stati condannati, io non entro nel merito se ha ragione o se ha torto, ma tutti gli altri sono stati condannati, perché non li mandano a spingere il carrozzine, o probabilmente non farà neanche quello, racconterà le sue cose, poi è affascinante, Berlusconi è una persona affascinante, quindi sicuramente questi signori, questi poveri vecchietti avranno una giornata simpatica perché sicuramente sa intrattenere. Ma non ho capito, ma questa è la sconfitta dell'Italia? Ma non perché è Berlusconi, perché è il sistema che dice il contrario di quello che fa e fa il contrario di quello che ha deciso di fare. Questa è una cosa pazzesca. Non esiste un paese al mondo che faccia quello che è stato fatto. Ma non esiste, perché al limite in altri paesi dice si chiude la questione e si mette via. C'è qualche paese che è rigido, adesso in Corea, perché è andato a fondo questa nave, si è dimesso, mi pare, no? Il presidente del governo addirittura, cioè come se il ministro dei trasporti, credo. Il ministro dei trasporti, no, ma anche il presidente, anche stasera il primo ministro stasera ho visto il primo ministro, è come se Schettino che è andato sotto con la sua nave perché è un momento di mona, no? E allora si dimette il presidente del Consiglio, cioè questa è la correttezza profonda, l'etica che certe nazioni hanno, no? E che noi li consideriamo perché i coreani così, no, hanno un'etica che noi non abbiamo neanche la minima idea e perché non di cosa sia. Professore? Perché abbiamo la confessione, ma questo è un discorso molto lungo. Io posso fare tutto e poi posso essere rimesso immediatamente e quindi posso rifare di nuovo e poi posso essere rimesso in bonis, ma questo rientra nella mentalità, non c'entra niente Berlusconi. Berlusconi ha una sua vicenda e in questa vicenda è stato estremamente maltrattato, perché o è colpevole e allora si condanna, o non è colpevole e allora non si condanna. Finito. L'ha detto in terzo grado, è colpevole. No, non è colpevole, mi scusi, no. Perché no, se io lo condanno, ma scusi, è una presa in giro, se io condanno uno a 4 anni, quanto è? E dopo dico, allora vai 4 ore, condannato in galera, e poi viene commutata questa cosa. Non è lui che ha colpa, è il sistema giudiziario che ha colpa. Non funziona, è una presa in giro. E noi dobbiamo stare a parlare su queste cose, ma ce ne sono tante più importanti. Comunque,
Sì. Dico che non ne dobbiamo parlare, dobbiamo continuare a parlare di lavoro. Oltre che darmi i tempi, mi fa anche cambiare anche il tema della Ma guardi, io penso che sinceramente sarebbe proprio il caso. Però può essere uno che domani deciderà il lavoro in Italia. Magari pensa che il lavoro dopo domani. Se non l'ha fatto in 20 anni, voglio dire. Ma vorrei vedere uno che è condannato alla stessa maniera di Berlusconi, cosa ne fanno dopo? Certo, allora Rampazzo, vengo proprio da lei, perché nella seconda parte risponde Berlusconi, abbiamo parlato 2 ore di lavoro, Ruffini, in maniera importante, ne parleremo ancora nella nostra trasmissione anche giovedì. Parliamo di ambiente, parliamo di... Ma parliamo un attimino di questo, di arte, di cultura. È il tema della serata. Allora, Nicola Rampazzo di Padova 2020, poi lui dice a un certo punto, viene fatta la domanda e gli dice no, lei ha detto che se veniva dato a curare gli anziani o agli arresti domiciliari li rifiutava e sarebbe andato in galera. E non è andato, sentite cosa risponde. Arriva, Ho cambiato idea perché questa condanna è frutto di una costruzione assolutamente inaccettabile, con un processo che è arrivato ad una sentenza che ho già definito mostruosa e che sarà ribaltata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla revisione per la quale ci stiamo preparando nei confronti della Corte d'Appello di Brescia. Questa cosa, tra l'altro, è assolutamente piacevole e non rappresenta per me nessun sacrificio. Anzi, probabilmente poi finirò per stare lì tutto il giorno e non le 4 ore dovute. Ma poi ci sono dei vincoli enormi che vanno dalla impossibilità di uscire dalla Lombardia e ho soltanto la possibilità di andare 3 giorni alla settimana a Roma e poi non ho il passaporto, non posso andare all'estero, devo essere in casa a una certa ora della sera, non posso uscire al mattino, non posso frequentare alcune persone, eccetera. Cioè i vincoli sono tanti. Comunque le posso assicurare che l'indignazione per quello che mi sta succedendo dopo 20 anni di guerra, di battaglia per la libertà del mio paese, essere arrivato ad avere non più la libertà completa io, questa è una cosa che mi indigna veramente. Fosse una commedia dell'assurdo, penso che sarebbe molto interessante. La cosa tragica è che questa persona ha governato questo paese per 20 anni e che praticamente tutto l'arco costituzionale gli è andato dietro e certo non parliamone stasera, ma è lì, c'è un partito che è anche qui rappresentato che prenderà dei voti europei, ne prenderà tanti probabilmente perché è una macchina da guerra nelle elezioni. Ma convince tutta la gente. Però sì, diciamo che a sinistra non abbiamo e non siamo mai riusciti ad elaborare il lutto, secondo me, del berlusconismo e anzi l'abbiamo assunto indirettamente nelle forme dei partiti che abbiamo costruito, in tutte le cose tremende che ha fatto anche la sinistra in questi 20 anni. È arrivato il momento di, secondo me, oltre che paghi per tutto quello che ha fatto, io penso che il giudizio storico su Berlusconi sarà impietoso. Mi pare che su questa intervista che mi sono divertito più o meno a guardare l'altra sera, quando è andato in onda, lui dica che poi la storia lo giudicherà. Io penso che la storia lo giudicherà in maniera impietosa, ma dal punto di vista proprio della gravità delle cose che hanno fatto i governi Berlusconi in questo paese. Quando le parlavo dei 20.000 ragazzi padovani che sono andati via, cioè chi ha la mia età, ok? Quello che ha fatto Berlusconi, che avete fatto in questo paese, chi ha la mia età, l'ha vissuto sulla sua pelle, l'ha vissuto sulla sua pelle, la destra e la sinistra, ma non importa niente, ma non è un concorso di cause. Quell'uomo lì ha rovinato uno dei più grandi paesi di questa. Ma non stiamo scherzando, poi mi vengono a raccontare. E poi la cosa divertente, scusate, la cosa divertentissima è che gli esponenti di Forza Italia, che magari sono anche non entrano nel merito, magari anche dei discreti, dei buoni amministratori, mi vengono a raccontare come dovrebbe andare questo paese. Cioè questa è la cosa che veramente è assurda. Una forza politica che non
non diciamo soddisfatta di aver rovinato un paese, si ripresenta come nei peggiori incubi e nelle peggiori... non ha governato solo... ha governato soprattutto lui. Guarda, io ho detto che... Guarda che io ho detto che la sinistra ha sbagliato. Guarda che io ho appena detto che la sinistra ha sbagliato a correre dietro. 4 volte Presidente del Consiglio, una volta Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, 2 volte Ministro dell'Economia, il tuo partito e il tuo Presidente, chiamalo come vuoi, ha delle responsabilità storiche in questo paese drammatiche. Che io se fossi esponente di Forza Italia sinceramente mi vergognerei di far parte di questo partito, perché è un partito che ha rovinato l'Italia. Diciamocelo, questa è la storia. Claudia, ti faccio un giro da tutti, vengo promesso. Barison, mi lasci? Sì, Barison. Allora, Barison, nella prossima intervista, io parlo con tutti, poi è un argomento che poi faremo un ragionamento finale tutti compresi. Nella domanda che gli verrà posta la prossima, vi ho detto il presidente del Bayer, il suo anonimo presidente del Bayer Calcio, per una frode fiscale è stato condannato a 3 anni e mezzo. Lui, il presidente del Bayer, è andato in galera per 3 anni e mezzo. Lei perché non ha fatto così? Sentite cosa risponde. Perché evidentemente si sentiva colpevole e ha giustamente pagato la sua colpevolezza scontando in carcere una giusta pena. Bravo. La risposta l'abbia data lui. Nella sua intervista ha messo in evidenza come questa sentenza non è una sentenza che rispetta... primo e secondo in terzo ho capito, però come è evidente, come lui ribadisce... Lei Barisone Alfeni, io saremo già in galera, voglio dirle. Ho capito, no, però nel fallimento siamo in Italia, no? Ma guarda che anche l'umiliazione, cioè vuol dire... dipende anche dal anche con Faloniere è lo stesso convincimento. Totorini è convinto di essere innocente, non ha capito niente. Dell'Utri pure. Prego. Io non ho, cioè, mi pare evidente che la sua posizione è questa e va rispettata e non umiliata una persona in questa situazione. Però Ruffini gli chiedono comunque, se vuole rispondere, di avere comunque nella prossima domanda un'agibilità politica, questo deve riconoscerlo. Sentiamo ce l'ha già. Sentiamo cosa dice. A fare. Sentiamo cosa dice, poi mi dice il suo pensiero Ruffini. Sentiamo. Credo che anche questo sia importante. Io sono il leader del centrodestra e se lei esamina tutto il percorso a cui sono stato sottoposto io in questi 20 anni, non può assolutamente negare che ci sia una strategia per far sì che il leader unico che ha saputo tenere insieme il centrodestra in questi 20 anni e che non ha alternative all'attualità, si è cercato di escluderlo dalla campagna politica, dalla battaglia politica. Ruffini, cosa ne pensi? Io penso che Berlusconi è esattamente il prodotto, no, che lui ha sempre venduto, cioè lui ha venduto se stesso e ha venduto le sue aziende e ha venduto i suoi interessi in questo paese e continua e vuole continuare a farlo. Dopodiché io penso che in Italia Berlusconi non è andato in galera perché ci sono delle leggi che glielo hanno permesso. Berlusconi è stato eletto 4 o 5 volte non Presidente del Consiglio, perché in Italia non si elegge direttamente il Presidente del Consiglio, comunque è stato il partito, il suo, che ha preso più voti ed è stato eletto dagli italiani. Questo è quello che noi ci siamo meritati in questi anni e la cosa che mi indigna di più è che ne dobbiamo ancora parlare. Dopo quello che sta succedendo nel nostro paese, noi dobbiamo continuare a parlare di Berlusconi. Cioè, la cosa che mi dispiace è che un uomo come Barison, che è un uomo intelligentissimo, veda in questa maschera che abbiamo appena visto un uomo umiliato. Ma dov'era umiliato? Dov'era umiliato? Ma c'è un'arroganza nei confronti... Ma io non vedo assolutamente nessuna arroganza. Ma dov'era l'umiliazione? Umiliato è chi... Non c'è nessuna arroganza da parte sua. Umiliato è chi commette molto meno di Berlusconi e in galera ci va. Umiliato è chi non riesce ad avere una difesa degna. Ma guarda i posti di lavoro che ha creato, guarda il valore, guarda quello che ha portato all'Italia, guarda la produzione che ha fatto. Parliamo di questo. Allora quando si pongono tutti allo stesso livello, allora ne parliamo. Ma non possiamo offendere le persone così. Ma offeso, ma è lui che offende tutti, che ho sempre offeso tutti, è lui.
il problema è che è stato votato. Bisogna distinguere l'aspetto giuridico da quello personale. Ma bravo! È stato leader del centrodestra in Italia per 20 anni perché è stato un leader riconosciuto, perché è quello che ha portato più voti al centrodestra come però leader. Ha distrutto un paese. La sinistra dov'era? L'ha distrutto anche la sinistra. Guarda che non mi devi mica indicare perché non lo faccio mica io. Ma non sono mica. Ci ha fatto 2 governi con Berlusconi, non vi sento. Ma non è prima della Claudia, Renzi eletta da chi sono stato sostenuto. Non so, esatto. Scusi Barisoni, l'aspetto politico dall'aspetto giudiziario. Se lei lo attacca e lo critica giustamente, no, non sto a discutere così. E come mai tanta gente lo vota ugualmente? Perché sono tutti stupidi quelli che lo votano? Perché in Italia c'è la democrazia e io, se votano Berlusconi o votano qualsiasi altro, per me la democrazia è fondamentale. Lo vogliono votare, che lo votino, a parte che non lo possono più votare perché comunque è ineleggibile. Cioè per me la democrazia è sempre stato ineleggibile, legge 361 del 57 per l'incandidabilità, certo, e non l'ha applicata. E la sinistra non l'ha mai applicata, è una legge del 57, perché era proprietà, inelegibile, lo è anche adesso, punto. Non doveva neanche andarci, perché ci è andato? Perché aveva 5.000 miliardi di debito, punto. Si è andato a risanare le proprie aziende. Non ci sono tanti che è la verità perché quella legge del 57 è falsa perché c'era solo il concessionario per il fondo che era la RAI. Mettiamo dentro Barisoni, mi permetto collegamento col lavoro, Barisoni, do una spiegazione. Il tema nelle serate di questa trasmissione cambiamo gli argomenti, non è che facciamo tutto un argomento. Sono venuto per parlare di lavoro. Abbiamo parlato di lavoro e di Berlusconi. Sono d'accordo con Barisoni. Parliamo di temi diversi, delle volte mettiamo 3 temi, le altre volte 2. Questa sera il tema è lavoro, abbiamo parlato 2 ore di lavoro, per mezz'ora abbiamo parlato di Berlusconi che settimana ha fatto questa intervista. È una televisione di formazione, una televisione politica di formazione e volevamo sentire il parere dei politici, dei candidati politici di Padova, cosa ne pensavano. Mi sembra tutto normale, Barisoni, non mi sembra, è un politico che può ancora prendere qualche decisione in Italia, è giusto che ne parliamo, santo Dio, se non è giusto così. Per mezz'ora abbiamo parlato 2 ore di lavoro e ne parleremo tant'altro, insomma. Quindi non capisco questi inserimenti era a sorpresa messi dentro alla trasmissione. Era nel tema della serata che l'ho annunciato anche. Mi adeguo. No, l'ho annunciato anche agli ospiti, non so se è stato detto, però l'ho annunciato agli ospiti. Claudia, invece nella domanda successiva è quello che abbiamo detto prima, che gli chiedono, Presidente, lei, se io fossi un cittadino normale, sicuramente, e mi processano, mi becco la sentenza, lei invece è un cittadino come me davanti al giudice e fa un'altra sentenza. Sentiamo cosa risponde. Senti, io sono il primo contribuente italiano anche, per inciso, no? Lo so, quindi però. Questa sentenza è non solo mostruosa, è anche ridicola e lei vedrà come fra non molto tutto questo verrà a galla. Claudia, lui dice una sentenza mostruosa, dice praticamente... Ma io dico che era incandidabile allora, incandidabile oggi, punto. Dico che ha cambiato una legge elettorale per poter restare su, lui come prima persona, scegliersi i politici che avrebbero governato il paese, e l'ha fatto utilizzando le proprie emittenti, l'ha fatto con la destra e con la sinistra, con l'usi entrambi. Allora se un altro ruba è giusto che rubiate, se uno ruba anch'io, perché così siamo l'ha tutti. fatto e noi cittadini ci siamo trovati a votare con quella legge, non potendo più scegliere i nostri politici, punto. Li sceglieva lui, punto. Ha scelto i suoi avvocati, ha scelto i suoi consulenti, ha scelto tutta la pletora di persone professioniste che gli girano attorno e che premevano i bottoni di conseguenza, no? A Padova, io torno a Padova, scusate, Forza Italia, chi ha candidato? Ha candidato il signor Lodi, che è una stimatissima persona, un ottimo professionista, un broker. Allora dov'è il candidato politico che rappresenta la città? Allora mi domando, no, infatti, di 30 persone, intanto è stato candidato da Forza Italia, poi c'è stato un apparentamento con la Lega e quindi è emerso questo bisogno, e anche lì a livello nazionale ci stiamo sbattendo le sedie. Allora, scusi, no, finisco il discorso, io da cittadino dico, e guardi che girando Padova... come sono
dal punto di vista etico Padova nelle viste 2020 degli non altri. decide niente. Mi Padova sembra che 2020 è un gruppo di questo tipo di cittadini. Padova atteggiamento. 2020 è un gruppo di cittadini, si è riunito e sta dicendo basta a questa politica che ha permesso questo sia a destra che a sinistra. Infatti è fatto ed è pubblicato da settembre, a differenza del vostro. Progetti È molto solidali dove semplice. girano i soldi, dal punto di vista soldi col credito dei comuni, che i comuni Ma che non hanno credito dei neanche comuni? le Non c'è lacrime per niente del nostro piangere, programma ma cosa fatto col credito parlate? dei comuni. Fate un'esperienza come consiglieri e dopo pretendete Lei di fare comincia a gli lavorare come amministratori della imprenditore, città come vediamo dove va a Padova. finire, con i soldi dei contribuenti siamo bravi tutti, non si lavora Beh, con i infatti soldi la dei vostra proposta è con i contribuenti. soldi dei contribuenti, ma dove Non c'è volete niente con i andare? Ma soldi dove dei volete contribuenti, andare? gliel'ho dimostrato prima, un Sì, quando finanziamento alle fate aziende, un'esperienza quello di un comune, finanziamento. poi Come parlate, Renzi non ha dovete neanche rispettato il patto elettorale col centro-sinistra. No, è Rossi che non ha rispettato il patto elettorale, è Rossi che non ha avete paura, state preservando le vostre finisce la Claudia, poi No, la non è risposta. accettabile questo tipo di ragionamento che viene fatto così, buttato là. Non è buttato là, insomma, molto accettabile. concreto, perché è buttato là? Concreto cosa? Il ragionamento è molto Che c'è un concreto. broker candidato su una lista del ragionamento concreto, ma che stai dicendo? No, il ragionamento concreto di Padova Non so. 2020, che non c'è niente nel programma che richieda soldi pubblici, c'è un'iniziativa concreta No, ha detto dove i lei soldi che vengono il dal comune deve mettere le territorio. garanzie, ma sa che il comune Ma non che può mettere le garanzie? garanzie? Ha detto lei, Ma- il comune deve mettere le garanzie per far girare questo Le meccanismo. aziende entrano da sole che- in questo meccanismo, il comune può tutelarli, garantirli Sì, eventualmente, ma non con che tirando cosa? fuori Ma soldi, ma perché anche lo possono no. fare da Anche no, soli. allora Lo credito no. Ma le meccanismo aziende lo che fanno da esiste, sole, abbia Posso pazienza. dare un dato di fatto? Il comune non c'entra nulla. Posso dare un dato di fatto? In questo meccanismo che lei butta là c'è dentro anche una società di Mediaset che ha capito ed è entrata e ci ha fatto già un affare di 1 milione di euro. Eccolo. E basta. Allora, perché quelli hanno testa, non stanno a parlare, hanno capito al volo, sono entrati come delle fionde e stanno proponendo adesso con questo meccanismo con altri 3 milioni di euro in tutta Italia, perché sono entrati alla grande e hanno E intelligenza. dove è l'ente pubblico? Cosa vuol dire? Non Che serve dentro- l'ente no, pubblico. questo progetto che lei ha detto di... Che l'ha messo come il programma del comune, ho capito male. Io Allora, non gli voglio dare, ti voglio dare nessuna garanzia con i soldi del Scusate, comune. ripeto per la 20ª volta Per e mi carità trovo di sempre Dio. di fronte a questa difficoltà. Noi questa trasmissione non la facciamo per noi, la facciamo per spiegare al pubblico. Meno male. Dopodiché io le spiego che l'ente pubblico, se è intelligente come intelligente Berlusconi e le società che lui gestisce, che è fatta di gente qualificata, impara in 30 secondi e si mette dentro anche lui e fa business anche lui. Sì, abbiamo visto anche che ha evaso le tasse, ha portato i soldi all'estero. ma scusa, I comuni non fanno finanza con i soldi dei cittadini, i comuni devono fare servizi ed è già tanto che riescono a fare servizi. Allora, Quando i comuni hanno fatto finanza con i soldi dei cittadini, sono andati lei in sta fallimento e hanno perso i soldi vuole che la pubblici. gente a Questo è quello che è casa non successo. Di quale capisca, finanza stiamo parlando? lei Sì, la vuole finanza che dei la vostri gente amministratori non comunali. capisca. Ma No, stiamo la finanza parlando di di persone, di guardate. tutti quelli che hanno No, fatto lei finanza vuole con che i soldi cittadini pubblici. non Ci sono Hanno esperienze in buttato via tutta i soldi Italia dei di comuni che lo fanno, I fanno in comuni maniera devono fare virtuosa. servizi. Basta cercarle, basta cercarle. È pieno di amministratori locali che fanno questo in maniera virtuosa. Claudia, scusa, andiamo a vedere con l'ultima parte Certo. dell'intervista, quando parla e le viene chiesto praticamente sui laghi dei tedeschi che non sono mai esistiti. È nata una polemica interessante da un punto di vista suo. Sentiamo la spiegazione a questa domanda. No, guardi, è stata una frase dentro un discorso più ampio rivolta esclusivamente al signor Schulz, che dal 2003 vive di gloria riflessa per il dibattito che c'è stato tra me e lui al Parlamento europeo. Si immagini se io non ho rapporti di assoluta cordialità e simpatia con gli amici tedeschi. Mi spiace, mi scuso se qualcuno ha pensato che potesse esserci qualcosa di negativo nei loro confronti. Addirittura qualcuno ha detto che su un nostro manifesto ci fosse la scritta meno Germania in Italia. Non è assolutamente non vero. ci pensa proprio lei. Poi abbiamo controllato, si trattava di un individuo che non conoscevamo neppure, che l'aveva pensata. Il nostro slogan, come lei sa bene, è più Italia in Europa e meno Europa in Italia. Bene, sui sopravvissuti dell'Olocausto non vedo perché dovrei scusarmi. E tutti sanno che io sono
probabilmente l'italiano più vicino a Israele e che più volte ha difeso Israele in Europa. Sono stato anche premiato un anno per essere l'amico dell'anno di Israele e quindi non ho nessuna scusa da rivolgere agli amici di Israele e tra l'altro ho rapporti buonissimi con tantissimi cittadini israeliani, a partire dal capo del governo e dal presidente dello Stato di Israele, che tra l'altro ancora è l'unica democrazia. Mi spiace che abbiano interpretato male, ma si è trattato della solita speculazione politica, elettorale direi, da parte di Schulz su una frase che non aveva assolutamente come contenuto qualcosa che fosse contrario agli attuali cittadini tedeschi. Questo ragionamento concludiamo nel sentire cosa pensa di Dell'Utri, del suo caro amico Dell'Utri, e poi ci facciamo un ragionamento conclusivo. Sentiamolo. Nerone. Non sapevo neppure dove fosse e quindi è stata una sorpresa sapere che è una persona per benissimo, ha una bellissima famiglia, è un cattolico fervente e praticante, non conosco cose negative che abbia fatto Marcello Dell'Utri, è un uomo molto colto, è probabilmente il più colto bibliofilo italiano, soffre da 20 anni, è torturato da 20 anni da un'accusa assurda, quella che deriva da un reato che non è un reato previsto dai codici, è un'invenzione, quello del concorso esterno in associazione mafiosa. Nessuno ha saputo indicare se con questo concorso, ove anche vi fosse stato, e non è stato, perché lui è nato a Palermo, ha studiato a Palermo, ha lavorato a Palermo, ha fondato una squadra di calcio a Palermo, era assolutamente naturale che potesse essere amico o conoscere dei palermitani che poi successivamente sono stati considerati mafiosi. Io credo, Marison, che sia giusto parlare anche di questa cosa, al di là basta parlarne un pezzo, perché la trasmissione è improntata sul lavoro, ma a sentire anche dirlo, Berlusconi, no, l'abbiamo detto, questa cosa a me per esempio non è stata detta. Chiedo Venia, non so a quelli che sono qua presenti, se era stato presentato l'argomento sul lavoro o sul lavoro più Berlusconi, a me la cosa non è stata presentata così. Le chiedo scusa, è stata una sorpresa che le chiedo scusa, però è stato detto perché prima di entrare in fuori così a caso un pensiero, però ci può anche parlare, Marison, non è che sì, però bisogna anche dirlo, non a fare le sorprese. No, non è che voglia fare sorprese, se io l'ho detto le chiedo scusa, è stato detto agli altri, naturalmente le chiedo scusa, però no, ma anche gli altri non lo sapevano. Io so che l'avevo detto, ho parlato con qualcuno, mi sembrava di averlo detto prima di entrare qui in studio. Vabbè, prego. Allora, io devo ringraziare stranamente Berlusconi, perché per la prima volta in Italia a livello nazionale si parla di cooperative di onlus che si occupano di servizi alla persona, di anziani. E credo che questo sia un tema, prima stavamo parlando del lavoro, penso che il tema dei servizi alla persona sia un tema da sottolineare, sia un tema importante. Con piacere finalmente ho sentito parlare delle onlus, che anche queste, il servizio che danno tutti i giorni anche a Padova per le persone anziane e in generale per le persone che hanno degli handicap, che ci sono persone che hanno difficoltà, bambini che hanno bisogno di fare i compiti, insomma i servizi alla persona sono tantissimi, parliamo delle cose concrete, parliamo delle cose utili. Io personalmente mi propongo a Padova per portare un nuovo modo di fare politica, quello di dare ai cittadini che sono portatori di sapienza, per lo più anche gli anziani, che io ritengo i saggi che non vengono più ascoltati nelle nostre società, ma bisogna ridare valore a queste persone perché sono in grado di dare tantissimo, e quindi mi propongo per una nuova politica, per una politica che dà importanza ai cittadini, per costruire insieme, sempre nell'ottica della progettazione partecipata, un percorso per una Padova bella, ricca, solidale, di cui si è fieri di parlare, perché tante volte ci si dice ma i giovani vanno via, è vero, bisogna creare lavoro, però basta parlare solo male della città, bisogna anche riuscire a guardare l'aspetto positivo, bisogna anche riuscire a costruire una speranza, una voglia per i giovani che rimangono a Padova, che credono in Padova. Poi la regia chiedo se passiamo alle telefonate, lo dico alla regia che ce ne sono molte. Prego Bruso. No, per tornare al discorso di Berlusconi,
per trattare il tema. Cioè, non mi sembrava una cosa così grave da spiegarlo, poi mi sembra che poi sia stato enfatizzato, no, però prego. Dal mio punto di vista la sinistra italiana ha sempre utilizzato l'aspetto della questione della giustizia di Berlusconi perché non ha avuto altre cose da dire in questi anni. E quello che mi preme dire è che io non ho più aderito a Forza Italia o ad altri partiti del centrodestra italiano perché credo che tutti abbiano fallito dal punto di vista politico. Cioè il progetto nazionale di un centrodestra unitario è fallito nel momento in cui Berlusconi a tavolino ha creato il nuovo centrodestra, secondo il mio avviso, e ha creato Fratelli d'Italia per cercare di sfondare a destra e a sinistra di Forza Italia sostanzialmente. Secondo me è stata tutta una questione politica a tavolino e da questo punto di vista Berlusconi è sconfitto politicamente perché non è riuscito a creare il partito del centrodestra italiano unitario. E questa è la grande sconfitta politica di Berlusconi, al di là del fatto che secondo me... Ma secondo lei ritornerà Berlusconi anche se non può a incidere nella politica italiana? Perché poi il ragionamento è anche questo. Io entro in politica nel 2001 quando Berlusconi è stato eletto per la seconda volta perché la prima volta è durato 20 giorni nel 94, 6 mesi, con un avviso di garanzia ed è decaduto. Io dico... Dopo 20 anni si parla di Terza Repubblica, di superamento della Seconda Repubblica, ma nel partito della Seconda Repubblica c'erano più democristiani e socialisti che nella prima, perché se noi guardiamo gli eletti in questo Parlamento, allora Berlusconi inciderà certo, perché ci saranno quelli che hanno fatto politica in questi anni. Roberto, cosa ne pensi? Poi concludiamo le telefonate, prego. Ma guardi, non vorrei dare neanche un giudizio alla questione, tuttavia vorrei solo spingere su una cosa. Non credo che sia stato un atto bellissimo vedere un'Italia traghettata da un non eletto a un altro non eletto, parlando del Presidente del Consiglio, che invita una persona condannata, quindi che doveva essere altrove, a fare un qualcosa come tipo una legge elettorale. Allora, quando queste due persone, e io non attacco nessuno, va bene che ognuno faccia i discorsi che vuole fare, quando queste due persone che sono di caratura, io ci metto anche il Presidente della Repubblica, così ce ne mettiamo 3, di caratura istituzionale elevata, si presentano davanti al popolo dicendo ecco, stiamo facendo tutto questo per salvare una persona che è poverino, poi dovrà... Cioè, ve lo spiegate voi, no? Nei bar che cosa vanno in giro a dire, perché poi la politica... Ma è colpa del Movimento 5 Stelle che non ha creato il primo governo con Letta e voi non gli avete dato il appoggio. Ma per carità di Dio, guardi, proprio. Perché dopo i numeri sono i numeri. Ci vogliamo mettere una pietra sopra. In democrazia valgono i numeri. Credo che l'abbiamo spiegato abbondantemente e credo che andremo avanti, come non andremo avanti anche nei paesi, proprio giusto per far capire che comunque un cittadino, quando prende una strada che è sicuro che sia quella giusta, se ne va per i fatti suoi e la porta avanti. Esattamente come dovrebbe fare una persona corretta. Ma i cittadini che volevano fare il governo con Letta gli avete mandati fuori dal partito. Gli altri cittadini vedano la loro. Perché Bersani non va bene, con chi farebbe il governo lei? Da sola? Guardi, con quelli che sono in Parlamento oggi? No, dico lei, con chi lo farebbe? Con quelli che sono in Parlamento oggi probabilmente... Mi dica un altro nome, probabilmente io lo farei con tutte quelle forze di sinistra che sicuramente potrebbero portare avanti un discorso di alternativa a questo modello che abbiamo visto in questi anni, che dura da quasi un decennio. Di che parte della sinistra? Renziana o un po' più... La sinistra renziana, insomma, la dobbiamo ancora conoscere qual è. Ma mi pare che Renzi governi un partito e lo governa sulle sue idee. Non mi pare che ci sia alcuna opposizione vera interna finora. Abbiamo le telefonate, che sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, buonanotte, con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Sono la signora Viviana da Padova. Prego, signora Viviana. Allora, io sto chiamando in quanto vorrei delle informazioni. Cosa dovrebbe fare una persona che ha 45 anni, non può accedere a nessun tipo di ammortizzatore sociale? Lei non è italiana? Mi scusi, signora Viviana, lei non è italiana? È sarda, secondo me. Io sono italiana, sono sarda. È sarda, ecco, bravo. È italiana, scusi, mi scusi. Prego. Allora, vorrei sapere, una donna di 45 anni
che non può accedere a nessun tipo di ammortizzatore sociale. Vorrebbe accedere ad alcuni corsi per riqualificarsi, per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre non viene preso in considerazione, avendo 45 anni di età, il perché si prende sempre in considerazione la fascia giovanile. Vorrei semplicemente capire cosa deve fare una persona di questa età. Grazie Marisol, la risposta. Allora, ci sono dei corsi di formazione che sono proprio dedicati alle persone come questa disoccupate, alla quale può accedere. Chiaramente bisogna che ci sia un bilancio delle competenze della signora, capire quali sono dei percorsi di formazione, di inserimento che ci sono, e si rivolga quindi al centro per l'impiego del suo comune per far presente che lei è interessata in questo periodo in cui non trova lavoro a essere inserita in un percorso di formazione. Sentiamo l'ultima telefonata della serata, la passiamo. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera, sono Giorgio da Verona. Prego, signor Giorgio. Buonasera, io volevo intervenire per un'altra cosa, ma nel frattempo ho sentito l'intervento del vostro ospite del Movimento 5 Stelle e volevo, se magari non l'ha ancora capito, glielo spiego io in 3 secondi, perché quel signore condannato, come l'ha chiamato lui, si è andato a parlare con Matteo Renzi, perché quel signore ha preso qualche milione di preferenze, a differenza di quel pagliaccio del suo capo, che invece di preferenze finora non ne ha prese neanche una. Parliamo per cortesia quello dei 5 Stelle, grazie dalla regia. Prego, pure. Ecco, no, volevo solo dire, non so di che capo stia parlando, forse lei c'è un capo, io non ce l'ho. Quel condannato è andato a parlare con Matteo Renzi. A che titolo è andato? Perché quel signore lì condannato ha preso, come dicevo, milioni di preferenze, a differenza di lei che è seduto su quella sedia lì, che ovviamente è stato eletto, più che eletto nominato, e quel signore ha preso milioni di preferenze. Poi volevo sapere da quei signori lì che dicono di essere i rappresentanti dei cittadini, sempre Movimento 5 Stelle, come mai quando fanno le dichiarazioni di redditi che hanno fatto vedere, dichiarazioni di redditi dei parlamentari italiani, i Movimento 5 Stelle sono sempre gli ultimi? Ma prima di fare politica, questi cosa facevano? Cosa facevano per la società? Grazie alla risposta ovvia. Evidentemente sulla dichiarazione dei redditi credo che non ci sia niente da dire, perché se uno fa la dichiarazione di reddito a zero vuol dire che non lavorava, oppure aveva un lavoro sottopagato come il mio, che non raggiungo neanche 6.000 euro all'anno, ok? E che quando ho cercato una soluzione, ma non lo fosse, ma il signor Barison lo sa che l'ho cercata una soluzione, io volevo cambiare il lavoro, io ho dei grossi problemi per cambiare lavoro, non l'ho trovato. Quindi voglio dire che anche la mia dichiarazione dei redditi è disponibile, se volete me la metto anche online, così vedete cosa succede quando una famiglia prende una disgrazia. Ma la disgrazia arriva da un momento all'altro, non è che ce l'avete perché me la sono creata io o ve la siete creata da voi. La disgrazia arriva e dopo sono problemi per tutti. Per quanto riguarda il mio capo, io non ho nessun capo, sono stato nominato da una diciamo così, pletora di cittadini che si sono uniti per fare una piccola azione di campagna elettorale in un paese dove non succedeva un piffero da parecchi anni. Oggi siamo contenti perché siamo la vera novità, le altre 4 liste sono assolutamente un piffero, come gli altri 4 anni. Posso a concludere questa puntata un po' calda nell'ultima parte. Intanto mi scuso perché non sono stati avvisati del programma e quindi la persona che è incaricata a farlo lo deve fare, e quindi mi scuso con loro. Conclusione della puntata. No, volevo dire, ci sarà un futuro. Non ci sarà niente, loro sono dei politici che devono fare. I cittadini voteranno uno o l'altro, poi finalmente ci sarà quello che è destinato a governare per i prossimi 5 anni, e siccome noi, ripeto, ma è una battuta, registriamo tutte le nostre trasmissioni, li prenderemo, se dovesse succedere il contrario, dopo tutta questa valanga di proposte e di certezze che hanno dato i cittadini, se qualcuno sbagliasse glielo ricorderemo successivamente. Quindi direi che la cosa più simpatica è quella di far capire alla gente, anche in maniera vivace, qual è il pensiero di ogni formazione politica.
e non discriminiamo nessuno. Tutti devono parlare, tutti devono essere convincenti, però attenzione, non è più la politica di 10, 15, 20 anni fa, dove uno parlava, no? Il politichese, no? E poteva dire qualsiasi cosa. Io ricordo all'epoca della democrazia cristiana, parlavano per un'ora e non si capiva nulla. Mi capita ancora, sa? Sì, no, ma adesso siamo un po' più concreti. Direi che sì, i cittadini sono un po' più tesi. Probabilmente, come dice Einstein, la crisi aguzza l'ingegno e fa lievitare i neuroni. Direi che a questo punto sta a voi poi avere la possibilità di essere eletti e poi dimostrare che quello che è stato detto e promesso sarà fatto nei tempi, non sarà fatto e poi non si fa, nei secoli, ma nei tempi giusti. Esatto. Aggiungo una cosa, prego. Se posso aggiungo una cosa. Prego. Io voglio vedere quante liste in Italia, senza fare diciamo le vostre, c'è scritto dentro il recall. Io quando l'ho proposto ai miei cittadini mi hanno detto: ma sei pazzo, una volta che riesci a prendere la seggiola restaci. No, io non sono qua per quella seggiola, io sono qua per dare un esempio che prima di tutto su quella seggiola possono tentarci tutti di andare, come giustamente ha detto il professore, perché non è prerogativa di avere una laurea oppure i 100 milioni in banca, perché quindi non sarei qua neanche a parlare stasera. Ma è il concetto di dire mostrarsi attivi e quindi muoversi verso una direzione. Naturalmente deve avere una mano dagli altri cittadini, le solite 80 firme e quant'altro. Ma scrivere io il recall lo faccio domani, se sbaglio mi portate una carta, non ti vogliamo più. Cioè dimostrate, diciamo così, in un'elezione di potersene andare fuori. Questo è esempio e civiltà. Io, siete tutti uguali però, non lo so, io l'ho fatto e ne sono felice di poterlo dimostrare. Grazie Roberto, grazie a voi. Per essere stato con noi, grazie a Claudia Casi di Padova 2020, grazie Giorgio, grazie a Daniele Rufini, candidato sindaco di Padova, a Massimiliano Marison, grazie, è stato con noi, grazie a Abate Anna del PD, a Federico Bruson, grazie di Rifare Padova, al nostro sindacalista Enrico Cirigot, grazie, è stato con noi, e anche a Nicola Rampazzo di Padova 2020. Grazie davvero a tutti, grazie professor Manocase. Grazie a lei. E in bocca al lupo a tutti voi e vi do una buona notte e un appuntamento a venerdì prossimo. Grazie. Grazie.